e signori, buonasera. L'Associazione Culturale Piccolo Teatro Siciliano ha il piacere di presentarvi la favola brillante dialettale Biancaneve e i Sette Nani. C'era una volta, tanto tempo fa, un gruppo di socie della nostra associazione che, non avendo niente da fare, iniziarono a scrivere una favola. Scrivi oggi, scrivi domani, finalmente venne fuori la vera storia di Biancaneve e i Sette Nani. Cosa bello papà? Sei contenta che è bello papà? Sì. Speriamo che porta qualche cosa per tutti. Buonasera! Ciao, sono una italiana, che bella uguazza che ti montai. E a me è Figlia mia, certo che ti conosce, penso, vedi? Che bella figlia mia! Che bella moglie, ma che fai? Ma sembra che travagli, sì. E che ma fare? Se non ci travaglia, un rosetto la ma fare. Papà bravo. Io vedo Sì. Che hai fatto Che stiamo? hai fatto combatto con l'uomo? Vero? Io scendo uomini in campagna, è un mondo fare non di sì, per fare tutto mafio. Ma perché ora? Perché stai sempre... Magari la vicina per Ma sono curicita tutte cose tu a fare. Mi sta lì che ci porta ma sono una questa mogliare sta figlia con la troppo assai si starà. no, ma che dice? Va bene, non ci fa Sai che ti niente. dica mogliere? Meglio fare una bella tazza di tè. Senta a mia mi dispiace di dirlo, perché tu portaste sta zucca qua, che lei si mi ha cucinare, ma tu lo sai, la settimana passata levarono l'acqua, sta settimana misero l'acqua e levarono il gas, perciò che vuoi? La fa cucinare, ma quando? Tu a capire, la mogliere, che cazzo? Non funziona niente. E che vuoi? Sai che Così ti siamo. dico? C'è senso da 4 melitri e un po' di vino, sai che portare magari chi si va. Non c'è bisogno né di acqua e né di luce. E manco. Portami chi si va e sta cucuzza facciamo un bel risotto. Quando abbiamo gas? La che ti portai. A me no, questo non mi piace. Non ti piace? La prossima volta ti porto una melenciana, figlia mia, se vuoi. No, ma cosa mi metti? E tu portai caramella. Gelato? Gelato? Non appena la comparre. Maria, che sono belli, canti. Come piace la mia bella. E mangiatelle. Ah, magari mangio il bagno. Vabbè, magari per levare a te un stuzzichino, magari. Lo mangio. Senti qua, dico tu che fare sempre a pettinare sta bambola e sempre questo fiscaletto? Ma perché non ti metti un po' con qua Italia mia come regamo? A mia, un vindarista. Biancaneve, ma tu lo sai che mamma è malata, perché mi fa arrabbiare? Biancaneve mia, sono stata a trovare un uomo che è maladeggia. Con tante culture che abbiamo ferriato, un giorno una cura e farla guarire. Poi mia. Ma veramente. Sì, una madre si sacrifica tanto per i figli, ma questi figli sono riconoscenti. Non ti preoccupare, riconoscendo. Buono sempre. Ma che va a fare? Questa figlia sì. sua, tutti così te la vuole. E ci va la stare cosa io, ognuno. Buono. Quando sciroppo una cosa lo pigli. Sciroppo che va a fare? Un da sogno? No, niente fino a 100 anni ma a campare, ma che onda. Speriamo. Sai che ti dico, Sena mia,
Ti dico, papà, ti punta una bella favola. Amate. Come no? Voglio puntare palle. Oh, signorina. Ma che poi? Ma fai Io la voglio il cellulare. Sì, balla, ancora si nica. Quando ti 20 anni, poi te lo accazzo. Allora mi devi giocare, ma devi fare tu. E quando ti mariti? Io voglio il cellulare. Ce l'hai combattuto tu. Come Sai che ti dico? Ah, come dici? ma non è meglio che ne stiamo in questo paese? Non mai dire. Ma chissà, c'è Catania, un Palermo, perché qua non funziona niente. Già sono tutti contenti. Pagano l'ICI, pagano l'IMU, pagano la tassa, pagano tutte cose. Dai, il cellulare voglio uno. E se la vuoi capire dopo? E se ci cappottina sta vicinetta e che vuol dire? Senta mia, ti parliamo di... Ma ti vuoi zittere? Ma ti vuoi zittere che parlare di Topace? Ti vuoi zittere che parlare di Topace? Parliamo più belli tu. Io voglio il cellulare. Tu dici se una macchina e si memo. Ti parliamo tutti i giorni e vedremo ne decidiamo dire. Sì, poi il capoggio non decidevo. Andiamo un capoggio, ne fa seguire. Quindi penso che cose quindi. Io il cellulare voglio uno. E non ti preoccupare, non accattiamo il cellulare, non ti preoccupare. Quando dici? Magari dai, vediamo. Amonina, ora vediamo una dottore, perché ma che funzionano? La prima cellulare. Prima dottore e poi cellulare. Io il cellulare voglio. E poi te lo accattiamo. Ah, ma non maritare. Ma maritare con il cellulare tu? Ma voglio un cellulare e ma maritare. Poi facciamo guardare con il cellulare. Avanti. Cammina, vieni qua, una mamma mia. Amonetta. La mamma si ammala e dopo una lunga malattia muore. Passa il tempo, il papà si risposa con una donna bella, ma molto vanitosa e narcisista, che trascorreva tutto il suo tempo ad ammirarsi davanti ad uno specchio. Biancaneve cresceva, diventava sempre più bella, ma ahimè, anche il papà purtroppo muore e Biancaneve rimane a vivere con la matrigna, che la costringe a fare tutti i lavori di casa, mentre la matrigna fa la signora pensando solamente a diventare sempre più affascinante. Ho una pelle liscia, oddio avete un sogno la macchiata, ma quando mai no? E poi sto neuro, tanto si può chiamare vero bella, quando avevo un euro una mascita. Che sono bella, più tempo passa più bella divento. Ora lo chiedo al mio specchio, vediamo cosa dice. Bella mangia, vi assai con Milia. Cominciamo da capo mattina. E qui. Dimmi mia signora. Specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Mia signora, sei sempre stata tu. E sempre tu sarai la più bella. Sei contenta? Sì, io lo sapevo. Oh, e mi scuggicare il chiue. Lo sapevo. Adesso vado dal parrucchiere. Vi devo cambiare un po' il look a questi capelli. Che dite? Vi faccio i mesh o i chatouche? Che dite? Vi devo fare una bella maschera. Devo andare dall'estetista. Mi devo fare un po' di ceretta. Un po' le unghie. Queste unghie le devo cambiare di colore. Sì. Un po' di massaggi. Sì, tutto. Un po' di massaggi. Devo diventare io la più bella. Sono già la più bella. Sì. Biancaneve? Ho detto un mesciuto, donne. Biancaneve? Sì, madre. Dove sì? Ah, Valero, con tutto il tempo basta che tu mesciuto a divento. Allora, io devo andare dal parrucchiere e dall'estetista. E quando torno devo trovare tutto a posto.
piatti lavati, i vetri puliti, a terra pulito, la biancheria stirata Senz'altro. e la spazzatura buttata, facendola differenziata. Allora, sbrigati che quando torno voglio trovare tutto a posto. Sì. Va bene? Sì, ma... Sbrigati! Sì, senz'altro. Sbrigati! Stai tranquilla, tutto andrà bene, fanno tutto, faccio. Un mangio sempre che comandare, sempre continuamente, mi tratta come una cammarera e un solo non mi paga né i contributi e manco per una scheda telefonica con cellulare. Non ne parla più. E travagliamo sempre. Mamma mia, papà mio, perché mi lasciate giocare più bello? Ce ne siamo neanche. E io pensa sempre a solo tagliare sempre lavando specchio. A tagliare se sa giambacci di forno con chiave. E poi vanno all'estetista a scippare se si 4.000. Farsi capire chi so, solo questo pensa. Non ne posso giù. La seconda. Ma però un sogno. Io ce l'ho, un sogno bellissimo che lo faccio tutte le notti lo sogno, bello, un ragazzo meraviglioso, bello, alto così, magro così, con gli occhi azzurri, i capelli biondi, aspetta, così mi viene meglio. Bello, così, bellissimi, capelli meravigliosi, un sorriso, oh mio principe, il principe azzurro, anche se celestino, un va bene. Ma principe, ti aspetto, voglio che tu torni, presto, voglio venire con te, nel tuo castello, con tante stanze. Oh mio principe, oh mio principe, non devo stare con te. I sogni son desideri chiusi in fondo al cuore, nel sonno ci sembran veri e tutto ci parla d'amore. Non giunga la Non vedo nulla. di sperare nel presente, ma credi A casa di Biancaneve passano un po' di giorni. Vi piacciono questi capelli? Ho cambiato colore, ho cambiato taglio. Ora voglio vedere cosa dice lo specchio. Madre mia, recae. E ora che ci dico, per la madre mia? Dimmi, mia signora. Specchio delle mie brame. Chi è la più bella del reame? E ora come faccio? Dimmelo, Da dare una mala notizia a stionno. Perché? C'è un'altra più bella di tia. Dai! No! E chi è? Dimmelo! E chi è? Posso? No, mi fai l'acqua! Dimmelo! C'è un'altra più bella di Chi è? te che sta crescendo. È Biancaneve. No, Biancaneve, no! Devo essere io la più bella! Io devo essere la più bella, no, Biancaneve, no! Ora la polizia, tagliamo in buona! Arre! Posso? Sicuro? Dimmelo! Che vuoi sapere? Chi c'è? Dimmi. Mia signora, dimmi che c'è. Qual è più bella? Qual è più bella del L'ho mondo? visto già. Sto paese, qual è più bella di sto paese? È Biancaneve, turisti che Biancaneve. No. Sì.
dire? Quella è più bella, quella è più bella. Dillo Lo di posso nuovo. dire sicuro? Dillo di nuovo. Posso dire? 3! La devo eliminare, la devo uccidere quella bestia. E come faccio? Come faccio? Come faccio? Faccio pensione, sì. Ora chiamo a Ciccio, un cacciatore, a Ciccio. Sì, a Ciccio. Lo chiamo. C'ho il telefono. Tim, messaggio gratuito. Siamo spiacenti, il numero da lei chiamato non è attivo. Oh, non è attivo, no, non è attivo. Free message. Ah, un piglia, piglia. Quanto provarle? E dico, sempre studato là, oggi piglia, vedevo. Tim, messaggio gratuito. Alve, Siamo spiacenti, il numero da lei chiamato non è attivo. ma va a fare. Tim, free message. Ora chiamo all'antica. Cacciatore! Cacciatore! Ho detto dove? Cacciatore! Chi c'è, signore? Ah sì! Ma stai come là? Che succede? Ah sì, ha toppato! Ha tuppato, io Bosco era. Allora, Ma un travaglio per te. un travaglio per mia. Sì, E che fa? devi uccidere a Biancaneve. Biancaneve. Sì! Ma è tanta bella, tanta buona. E che l'ha ammazzata? È proprio perché è bella da ammazzare. Sì! La devi uccidere. Mi deve portare la prova che l'ha uccisa. E che prova già a portare? Deve portare il cuore. O cuore? Sì, il cuore voglio la prova. Ah. Dai, ancora a casa sì. No, mamma. All'estero. Vai. Ah, sì, la devo uccidere. Ah, perché sono io la più bella. Il cacciatore va da Biancaneve e la trova che sta lavorando. Il sogno del mio cuore è vivere col mio amor. Un giorno qui verrà, con lui mi porterà. Se la sa di cavolo, il sogno del mio cuore è vivere col mio amor. Ciao, Biancaneve. Un cacciatore su. Non mi conosce. Tu sei Ciccio Cacciatore. Ma che fa? Che a fare? Non vieni soccufazzo, travaglio sempre. Lo sai, Non lo sai, non devi mettere pure tu, ma io che dici scende che- va. Biancaneve. Oh, di, Vedi, non è meglio fare una passata a pigliare una boccata d'aria. è una macchina. Non è mai dire? Oh, io non da vigno. C'è aria pulita da. Ma che dici, Bosco? Io spero ci venisse, ma con cui? Con te a sola? Perché che fa? Che fa? Scande? No, lo sai, mai, no, succede qualche cosa, no. Ascolta mia, mucci. No, io ci venisse. Oh, Bosco scurace, si sta buoni. Bosco scurace, ma Bosco scurace. Che c'è? Problemi? No, perché magari la gente poi, sai, Ma tu la stai la gente, ma parla sempre gente. ti trovano sempre un... Non posso volare a dire. Sì, tu dici così, ma tutte le cose si vedono, tutto si Ma vede. ascolta mia, Se non vanno altro che chiacchierare sempre a matola. Quindi lascia stare, ci venisse però. Ammonina, ascolta. E poi, la magigna mia, ma sai che ti dico? Io quasi quasi... Chi ci vengo? E ammonina. Me ne frego di tutte. Ammonina. Va bene, Ammonina. così mi Ammonina. rilascio una dicchia. Oh, Ammonina, sì. Ci su là pure. Ci su la gente che canta. Vero? Ci su l'animale, ci sono i sciuri. Giuro. Sì. È vero. Ma tu la gente che non c'è? No, io la gente non l'ho visto mai. Non l'ho visto mai? No, mai. Non lo Allora so. te ne faccio canuscia, avete delle compagnie. Io un gattino se qua. Vero? Sì. E a notte canta e io non piglia. Ma tu lo conosci? Certo, sai, mi facessi E piacere. io non faccio canuscia.
signore, Canuscio, io l'uccellino. Canusci ora. Belli, E tu a bellissimi. dire, sai che belli ciuri. Sta gente un mondo cantare, mi si scalda che io ci sparo. Tu vedi? Quando mi va a scoperta qua, io non si Stanno muovono. tranquilli. Guarda che bello, che sei un sogno veramente felice. Senta, sì, tu vedi? Madonna, sei nata. Fu una cosa bellissima. Com'è che ti viene questo pensiero di portarmi fuori? Maria, sogno felice, belli fiori. Che bella giornata che stai passando. Ma io non saccio di baragnare un pezzo di pane, so che mi tocca fare, so che mi tocca fare. Madre mia, Biancaneve! Dice te me, ma che sto culo di sparare? No! Non posso sparare. Non posso fare. No, bella, ma bella. Che bello. L'uccellini. Ti senti l'uccellini? Cambia, quelli che cantano. Ora che conosco l'uccellini sono più contenta. Chi sto vai dentro? Chi sto vai dentro? Chi non che mi facesti vedere? Ah, bene. Ma se mia Biancaneve mi dice che testa mi stanno venendo. Ciao. Ma fate fa un ciao su giuri bella mia. Io non so come cappare con mazzare. Ma vedi che sono belle queste giure. Meravigliosi, bellissimi. Biancaneve, lascia lì. Perché? Perché te li vuoi? Perché? Sono così contenta che io voglio le ciure. Ma io devo dare la voce. Perché da ammazzare? Che cosa? Da ammazzare? Chi t'ha fatto io? Chi t'ha fatto? Tu non mi hai fatto niente, ma da risgazzata di matigna, vuole che ti ammazza? No, ti prego, no. No. Non ti scaldare, Ciccio Cacciatore non ha ammazzato mai femmine buone. Scusa. Senti Camille, Prego, cacciatore, prego, aiutami. non ti preoccupare. Io non ti faccio niente. Tu non ti preoccupare. Però tu mi fare una cosa così. Tu vedi sul bosco di nuovo, vedi sul bosco, tu a scomparire dopo niente. Non da fare i video di chiuso. Su, come faccio? Come su? A suonare non c'è nulla una voce. Manco l'animale c'è su. A scomparire. Perché ma se non passi vai tu e io pure. No, voglio che... Tu ti innagliere, ma fare sta cosa se perché a me già ci divento un parire. Hai cicchi in testa con te. Cacciatore, che devo fare? Me ne vai, allora. Va. E siamo contenti tutti e due, va. Grazie, Va, cacciatore, grazie. Va. Ciao. Va, Ti scordo mai, ti non mi scordo. scordare di me, manco io mi scordo di Dio. No. Ciao. 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 Ora io a piedi comincio a fare un rosaccio, si digna che vede vede quello di cammino. Un rosaccio. Come a fare un rosaccio. Ora chissà quello portato cuore. Ma io sto cuore non ci piglio. Poi disgraziatamente nel suo bosco un animale non c'è mai. Potesse passare magari una vulpe e ci sparasse. Fosse una cosa buona. Ora che fanno pure. Pigliamo sta vulpe, c'è 5 cuore, ci vuole tuo cuore. Tanto stai che sapi. Io vuole questa cosa. E allora ci sparo. Sparare. Allora non ti muovere che ti sparo. Arre! Mi ha tuo colpo da sparare, ancora vivo. Attento che ti apro. Vivo! Sì. Non male. Questa vulpe c'è 5 cuore, ci vuoi tu che ne capisci. Amore si va. C'è una casetta piccola così
Purtroppo niente, ma che c'è? Animale, il rumore sale, io come fare a passare la notte? Un gnollo, un gnollo che cammina un altro bosco, come faccio a passare la notte? Come faccio, madre mia? Pensa a dire pure magari in bagno. Non mi metto, vedremo. Ma vieni qua, se la restevolo magari, aspetta, mi metto qua la restevolo. Guarda, per amore! Ma che? Mia, manco visto si può fare. Non è che sto qua. Oh! Madre mia, però tu! La caga non ci ho fatto. Magari Caio, tema più forza. Oh, mica schiaccia sopra Guarda mia, dove sto andando? Ma che è questa luce? Ma è luce questa, luce, c'è una luce. Ma non è che ci sarà una casa? Ma sicuramente! Una casa, quando viene? Ma è una casa! Ora veramente, ora sogno contenta, finalmente trovo una casa, quando viene c'è? C'è nessuno? Non risponde Lucio. C'è nessuno? Non c'è nudo. Ma io se c'è la porta aperta. Vedremo. Aperta è la porta, aperta, sì. Ora già, vedremo. Ah, ma c'è? Ma che c'è? Ma tutte queste cose lì che sono solo. Maria, la mia virginica. La mia, Eletta, ma che stai? Camera da letto. Quanto letta, quanto sonno voi? Quanto sonno? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lette a nighi. Ma che scusi? Ma è un asilo. Ma asilo un cano bosco non può essere. Ma allora è qualche famiglia. Ma una famiglia numerosa, ma chi si televisione non avviano? Ti fecero dubitare, c'è? Ma il bagno di nighi. Tu ci senti c'è nighi. Ma che c'è? Allora, William, tu direi che caga, benedetto, sapia tutto questo? Tu sai pure noi che... Ma, comunque, ora vedremo, cosa c'è Caringia ancora? Oggi cose? E chi sta lì? E chi sta lì? A cucina, qua? I seggi, a cucina, o tavolo nigo, ma poi so cucino mezzo. E la sta pignata che c'è qua? Cose di mangiare. Ci sono cose di mangiare. Allora fanno bene le viste. Cioè, ma però sono frittose, ma la fritosaria di morire. Mangia. Lì a c'è la sedia pure più grande. È buona. E che faccio io ora? Intanto fu fortunata che trovai sta casa. Quindi ora non hai niente da fare, ma sbrazzare e venire a ripassare la notte qua, perché non ne vai a dormire. Qua a dormire, vedremo. Ora io se c'è qualche scopa e c'è una bella puliziata, una pezza, vedremo. Avanti, quando io so gioco. Ah, c'è, una scuba, faccio fare. Ah, così, una scuba. Ora comincio a dare una bella ordinata. Avanti. I seggi li mettiamo a posto. 1 e 2. Diamo una puliziata. Ah, così su questo, ma non vuoi verazzo che c'è una cosa incredibile! Ma guarda via come puliziavano! Mamolini, dai, sistemiamo meglio ancora più meglio, ma così, che così lordi che ci sono, Maria, come l'hai a dire io, veramente, sembra sotto le travagliare, non c'è niente, avanti, sta seggia, chi sta, la buttiamo
mettiamo per dire qua, così caravanda volta magari. Fa una bella scopata. Vedi che caccia un albero. E qua, paletti non ce n'è per cogliere mondizia. Allora ora la eco qua, tutta l'aipole. Giusto cane. Sì. Vedete che cungini che sono. E viaggi cresciuti bene lunghi. Stai inquinando. Avanti, così. No, basta. La sistemata, l'aria. Buona. L'aria pulita sta inquinando. Io non mi sta pulita, però. Mariate, mi ora faccio queste cose, caringia. Che faccio? Ora, ma senti, sopra. E vedremo se dopo. Vieni qualche volta. Perché sogno. Così mi voglio correre un poco. Sta bella sedia. E mangiare. Isola. Fratelli, qualcuno mi sa che si sta mangiando la nostra cena. Ma che lomba! Ma io che bianca! Certo, noi siamo tutti! Fino a fatto! È bianca! Magra magra! Peppe! No! Mi piace! Mi piace! Oh, si sta Chi siete voi? Chi siamo noi? Ma chi sei tu? Noi siamo i 7 frati, i 7 padroni di sta casa, noi siamo i 7 nani. Io sogno un migliore di tutti, un spittone, che capisce tutte cose al volo. Si vede che si bello specchio. Siete tutti nani. La tua madre che sonno così tinte. Io sogno l'addomisciuto, perché io sempre sonno. Ma voi, tu stocchi su una cosa pericolosa. Si vanno però io come cuscino rompo tu perché Sì, brava, dormi. Oggi l'ho detto, mi piace suonare e pure cantare. Tu cantare che suonare. La solita candida bravo. E tu? Così tu? Ino, tu? Unico! Gioia mia, che sei piccolo, ma sei piccolissimo, come sei bello! Come ti chiami? io sono Mammolino. Mammolino, ma io sia, che bello che sei! E tu mi fai Coccole, tante te ne faccio coccole, tante. Allontanati! Anche! sì,
tutti e due. Succuluso. Questo non va bene. Si preoccupa. Io ti faccio tante coccole e ti racconto tante storie. Bellissime. Vai, mettiti là. Allora, E io sogno spintato. Stai non stavo volendo. infatti mi si sente un pochino. Così, io sogno piscialetto. Tu tanto pantalone. Io tu canti. Sai cangiare? Sì, cosa faccio cangiare? Però tu a stare bello tranquillo, non è che danno bene le... No, se tu non cangi io stai tranquillo. Va bene, se però una facista per bere sopra, cosa ancora meglio? Ancora non l'ho fatto io. E chi sto qua? Come va a fare con chi? Come va a fare con Ma se chi? non la stare? Così tu, io non ne faccio niente così, così. Allontanati. Io sogno un rungoloso. Perché io dico sempre cose giuste che non vuole sapere. Non giuro. Questo è vero, quando una dice cose giuste non va bene, questo è vero. Sentite, io sogno un Biancaneve, mi mangiassa, mi voleva ammazzare, mi fece buttare, due cacciatori, non bosco. Un cacciatore era bravo, bravissimo, e mi lasciavo libera, mi disse vattene per sto bosco, che a Matrigna non deve ne trovare mai. Io avevo il cammino e sogno stanca. Che facete? Trovai sta casuzza, per potete tenere con viaggio? Mi volete con viaggio? No! Zitto! Io ho chiesto a canna voglio! Senti, No, tu, no, 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 Venitemi con viaggio! Venitemi con viaggio! Ida, arresta qua! Sì, io sogno più grande. Arresta qua! Chi è responsabilità vostra? Perché io una uliaca. Cosa mi pare? Adesso qua, dai! Tutti qua, che bello, tutti insieme! Senti, donna neve mia! No, si tu restare qua, ma il mio cuscino me la fare bello ma vedo mo! Sì. Mi più. Sì. E poi a te ti racconto sempre le storie. Tu sei spertone e non c'è bisogno di niente. Io non avessi bisogno di niente, però aspettite che le casette mi fanno freddo, se non potessi pulire qua, Maria che freddo. Va bene, lo faccio perché sei troppo esperto e quindi te lo posso fare. E allora? E a pasta di fasole, sai fare? Ma certo che faccio fare, la faccio buona che manco di tu ripanza. La torta che stelle? Puro, tutto. A te mi piace la torta che stelle. A te ti piace? Buono. E allora? Resta qua. Sì, resta qua. Sì, va bene. Cuore alla matrigna. Ancora, un bene. Onde. Onde sei mio, tu vai a sentire a caccia per fattorino. Onde? Case. Fatto? Tutto fatto? Ufficio. Bravo. Poi ti do la ricompensa poi. La ricompensa? Sì, ti do la ricompensa. E poi facciamo i punti. E poi non mi rinuncia. L'hai portato il cuore? Chi sulla birra? Poi è portato. C'è un cuore,
bravo cacciatore, bravo. Peccato, l'unica era buona in questa casa. Hai fatto un bel lavoro, bravo, sì. Ma ricompensa. Poi facciamo il conto, vai. Sì, ora sono sicura che sono io la più bella, ora volevo vivere. Ma sembra il carro, un beccia testa, Dimmi, mia signora. Specchio delle mie brame. Qual è più bella del paese, signora? Ma quante volte te lo devo dire? È sempre lei, Biancaneve, No, la più bella. Sì. No. Arre! Chi c'è? Chi è? Chi vuoi? Ora ho la prova che il cacciatore mi ha portato il cuore. Sì, un porta. figato ti buttavo. Quello è il cuore di una volpe, un cacciatore ti pigliavo culo. Complimenti di cacciatore. Non è possibile, io devo fare. Non lo so. Posso fare? La devo eliminare. Io l'avvelenerò, sì, l'avvelenerò. E come l'avveleno? Forse. Con delle mele avvelenate, sì. Ma non le faccio questi mele avvelenati, non le faccio questi mele avvelenati. Vai nei cinesi che hanno tutte cose. Ah, che sì! Ci vale, sì. Proprio delle belle mele. Mi trasformerò in una strega. Andrò da Biancaneve, la troverò. E ci porterò queste belle mele. Così la avvelenerò. Sì, mi trasformerò in una strega! Mi trasformerò in una strega! E tu non ti vai la doccia. Meno male, i cinesi sono sempre vecchi. Non era io che ho capito mai di tutte queste cose. Non male, che questi cinesi sulla vecchia notte e giorno. Ma questi quando mangiano? Quando dormono? Oh, ma comunque, a trovare tutte cose, le mele, a trovare delle rettole già avvelenate, già pronte e impacchettate. Boh, invece la pozione per trasformare ma sto cosa domando ma la pozione per trasformare Mi la lettero così, tutta in dose. Mi letto la ricetta, ma io ora a bere come la fare. Allora, che c'è a mettere in sta ricetta? Vedremo sta ricetta com'è. Allora, lingua di vipera avvelenata. Oh, e te non c'è. Prendere scorfano. Oh, pure avvelenato è. E te non c'è. Ugna di pere ingannute. Maria di schifo. Pila di pecora zoppa. E dove le pigliano queste cose? Oh. Cutene di porco. Culipila. Pila, rascette surate. Che schifo. Affare. L'importante è che non mi dovrà riconoscere. Biancaneve morirai, sì. Ah, aspetta. Che schifo.
cosa. Oh, mi scutelli incredibili! Con la vita avvelenata, la fanciulla dormirà in un sonno profondo e morirà. Sì, sì. La notte speciale, benissimo, tutti questi nanetti che mi facevano a ninna nanna, mi facevano, anziché fare cillaio a India mia, bellissimo, una bella nottata, ci voleva perché sogno troppo stanco. E ora che aggiornavo ci preparo a colazione, perché India se ne hanno a dire a travagliare. Prepariamo la colazione. Nanetti! Nanetti! Svegliatevi! Che è tardi, stavo a dire a travagliare! Chi non lavora non fa l'amore! La colazione! Ma lui mio non è così buono quando non c'è sì, non baci nulla! Bacino! Ma non c'è vecchio neanche! Avanti! Rongoloso che dormisti buono con mia, quindi ora ti preparo la colazione! Dai, avanti, dai! Sì, tutti cose! Aspettate però con calma, che poi mi devi dire subito a travagliare! Che è sta cosa? Ma non mai ne avevamo potuto fare! Ora tu vieni come da passi meglio! Dalia, che colazione che ti preparai? Dalia! I biscottini, Dalia! Ora il latte per tutti. Chi è che vuole il latte? Io! Avanti, tutti il latte, dai, forza! Tu, ora, vieni! Tu, caffè, latte, caffè, tutto mescolato, latte e caffè. Allora, vieni, tu solo latte perché sei nigaretto, tu puro, vieni, solo latte. Allora, un cinese, un mangi. Mangiati solo le mangiati sulla tezzina, dobbiamo ascoltare la idra. Tu assetta del boide. Tu che vuoi? Ma che rende? Ma stai a più, non è importante. Un po' fare questa vita sempre a ruculare. Poi tu, Iorda. Via, so che ti stai buttando. Per il millo, mai te l'hai buttato nudo mai? Un caffè, un latte. Avanti, mangi, vieni. Non è giusto però, se tu Vuoi? sei piccolina. E che vuoi? Lasciatelo dire. Buono, lasciatelo dire. Avanti. Bene così. Tutti. Ciao a te. Buono. Avanti. Siete combinate, ritardo. Avanti. Ma che caffè? Ancora caffè voi? Latte macchiato. A tre latte macchiato? Ancora cena tra poco. Mangia poco così vado Tra poco c'è. Puro. Ti ha dato stavo perché tu sei nemico, basta. Ma se no, non so, non mi viene. Tu sì che tu mi sei Amore, basta, basta. Amore, vedete, a travagliare. Sto cuscino, sempre questo cuscino male. Stasera che volete trovare? Che volete trovare stasera? Vi faccio trovare una cosa bella. Che cosa? Torta di mirtilli. E un ecco fatto. I mirtilli io la gliela raccogliere. Se ce la faccio, lo facevo. Se no, pazienza, un altro giorno. Ora vedremo, va bene? Va bene. Avanti, e ti vieni a travagliare. Forza, avanti. Aspetta! Che c'è? Sta attento! Un nome all'urto, sai? No! Sta attento, c'è chi di Lenel. Passano chi di folletto. Passano lì di mezza strada! Di mezza strada! Di lingostrada! Che strada! Chi di folletto pericoloso! Pericoloso, pericoloso! E ciao, te state brave! Bravo a nudo, state tranquilli! Mi devi, mi faccio trovare! Siamo dove?
All'estete! E finicela! Facciolo! Ma cosa è? Faccia per me! Andiamo avanti, Che bello. andiamo avanti. Che bello. E va bene! Amore, che si sempre lavoro, sempre si lavora, pazienza. Almeno hai un detto, a così. Sistemiamo le cose. Sistemiamo, ora vi faccio queste bambine! Ti faccio un mezzo al panino! Che bello sto naso! Sei rubata! Ho visto questa cosa molle di ma che c'è mio marito qua che ne gioco? Senza mai che mi metta su Facebook questa pazza! Ce la asciugare! Sono largo. Ciao! Chi è? Così tu? Sono una povera vecchietta! Una povera Sì, vecchietta? e vendo le mele! Così? Sì! Ah, che belle mele però, belle sono. Belle, ti piacciono? Sì, sì, io le cacciavalli sempre. Ma... Aiuto, aspetta che metto questa a posto, careggia, quando io di sistemare qua. Così. Ma che cerchi, vecchietta? Ma i nanetti ci sono? I nanetti su una ciavagliare, caso non si travaglia, non è che ciavagliare su una. Sì. E io travaglio qua e ti travagliano fuori. Sì, sì! Sì. Fai la finta di travagliare! No, vedi che travaglio, con 7 nane e non posso ridere. Io facevo chi su in casa mia. E qua faccio la stessa cosa, sempre da travagliare. A sorte, un ne vai, da porti, non c'è niente da fare. Ma senti qua, con 7 nane, solo 2 mutande! Dici si pisciaro? Chi ti sei pisciato? Sì, le sono pulite. Senti qua, ma cosa fai? Stai cucinando? Sì, no, cucinare no. Lavare, stirare, costruire. Ora di raccogliere mirtille. Perché ci risse, nanetti, stasera quando venno, che ci faccio trovare una bella torta di mirtille. Ma i nanetti non piacciono la torta di mirtille? Non ci piace? No, mi piace la torta di mele. Mele come questa? Belle sono queste. Però io ci hai detto così e poi io mele un naio, quindi per Ma fare... te li do io! E io so
ricordi un naio? Ma ti non da sbafo! Ah, se sbafo allora va bene. Senti, ma io non so se i nanetti ci piacciono. E quindi, se non ci piace adattare mele, che faccio? Telefona! Ah, vero, c'è io il telefono, ma io pensavo. Mi chiesto i nanetti, spiegami la carta sempre. Allora, va bene, ora ci telefono, vedremo. Mi levo pensieri. Moni ne hai! Pronto? Ciao, sei rumoloso? Cos'è, no? Ma io sei tu sono io! Si capisce subito, la voce sei sempre allegro, vero? Sì. Senti una cosa, vedi che io un nappi devo venire a pigliare i mirtilli in campagna. Che dici? La faccio perché i mele? Mi piace? Aspetta che c'ho domani a tutti! Mi piace a fare le mele! Va bene! Mi piace allora? Però adesso ti venevo! Va bene, ora la preparo che mele, d'accordo? Non mi dite dai, dove aspetto, state attento! Ciao! State attenti, ciao! Allora, senti, aspetta che poso telefono. E allora, va bene, se tu mi fai una sbafo, certo che... Sì. Avanti, dai, fammi, vedremo. Però questa è per te! Ma che bella! Guarda che bella! È bellissima, ma veramente bella! Questa è per te! Ah, che odore che fa! Mangiala! Mangio! Sì, mangiala! Sì, senza lavata! Ma quando è lavata? Non è che mai sta a fare male? No, ti fa male! Ma è veramente bella, aspetta! Ma io non lo so, veramente, sai? Non è che... Mangiala! Mi venisse voglia di mangiarla proprio così! Aspetta che mi mangio! Abbassa tu il microfono! Ottica! Buona, ma è buonissima! Buona. Grazie, vecchietta, grazie! Grazie, aspetta! Maria, quando lavi sta buona! bocca? Che buona! Quando lavi sta Che bocca? buona! Oh, Che sì. buona! Ma che male! Ma che male l'aria! Mamma mia! Ma che bella donna! Proprio la donna dei miei sogni! Peccato! È morto! Poteva arrivare prima, ma che è successo? La strega cattiva! No! Poverina! Quella che io sognavo! Biancaneve, ti chiami così? Oh, poteva arrivare prima! E ora come facciamo? Ma sicuro che è morta? Sì!
non è che magari dorme. Ma noi dobbiamo fare qualche cosa, devo fare qualche cosa. Io ci canto una canzone, vediamo se si sveglia, perché è troppo bella. Biancaneve, Biancaneve, sono io, Biancaneve, che bella che sei, Madonna dei miei sogni. Sì, così, vediamo se si sveglia. Vedremo. E chi sei il naso? Sentiamo. Zitti. Si muove. Va bene. Bianca. Sì. Chi sei? Il tuo boyfriend. Passavo di qua, ho visto la donna dei miei sogni. Proprio tu. Sì, chi? Proprio tu. Chi? Il mio principe. Ha i capelli biondi. Biondi. Gli occhi azzurri mare. Bellissimo. Mio principe. Alto. 1,60 m. Magro. Magro, sto facendo la dieta. Sì. Sei proprio tu. Il tuo sorriso. Sì. Bellissimo. Mio principe, ti ho sempre sognato. Sei arrivato. Sono il principe. Mio principe biondo. Sì, certo. Che colore lo volevi il principe? Azzurro. Veramente sono al verde, verde pisello. Proprio così. Non fa niente, non fa niente. Dimmi, dei tuoi sogni. Mi porti via nel castello, castello con tante stanze, meraviglioso, meraviglioso, il mio principe. Sì, scusa Biancaneve, ci sarebbe un problemino. Io ti porto, però io abito in via del castello, non al castello, è una casetta a pian terreno, popolare. Non fa niente, mio principe, ti ho sempre sognato così, e così ti voglio. Siete contenti di questo, Biancaneve? Sì. Vivremo sempre felici e contenti. Il cavallo ce l'hai? Sì, il cavallo ce l'hai affittato, non è mio. Non fa niente. Ce la stava che ti prendito. E allora, principessa, sali, attaccati la cintura e andiamo a vivere in via del castello. Sì, saluta i nanetti. Scusa, mi senti fritto? Sì, ma sono solo che per una passione familiare. Non pagavo più. Aspetta, Nanetti, grazie, Nanetti. grazie, posto. Fatti cura di chi fa fritto. Mettiti a pronto, mamma mia. Mettiti a cintura. La cintura, perché attacca. Te lo infilo penso alle gambe, stai attento. Tieniti forte. Sì, alle maniglie. Alle maniglie. Alle maniglie della mano. Ciao ragazzi!
hanno partecipato papà di Biancaneve, Tonino Fiorentino, mamma di Biancaneve, Vita Fulcasio, Biancaneve da bambina, Giacomo Minaudo. Voce dello specchio magico, Michela Ciaravolo. Quella è più bella del paese. Un centrale cassuta. Primo albero della foresta, Anna Burdua. Secondo albero della foresta, Pina Maimone. Primo nano addommisciuto, Alberto Campagna. Secondo nano Uspirtune, Simone Dalia. Terzo nano sbindato, Maria Rosa Fodale. Quarto nano piscialetto, Giacomo Minaudo. Vabbè, che poi è stata la mamma, la Biancaneve da bambina. Vabbè. Quinto nano mammolino, Gabriele Rovisi. Sesto nano asinuleto, Caterina Monticcioli. Settimo nano rumuluso, Pina Corso. Il cacciatore, Claudio Pellegrino. Matrigna di Biancaneve, Ignazia Voltaggio. Matrigna trasformata in strega, Angela Corso. Lo sapete, ma dopo ci sono le torte con le mele avvelenate. Principe azzurro o verde pisello, Antonio Dalia. Un onore. Questa sera ho preferito Biancaneve. Mi piaceva anche il cacciatore, però. Biancaneve, Paola Vario. Sognate che i sogni si realizzano anche a metà, al verde. È un po' come una così. Bene. Ma non dimentichiamoci però. Trucco e parrucco, Angela Corso. È così giocata, non la riconosciamo. Audio, effetti e luci, Peppe Scicolone. Bravo Peppe. Riprese, Serena Di Fazio. La presentatrice, nonché la voce fuori campo, la brava Anna Maria Piombino. No, non è finito, c'è una parola finale. C'è l'altro foglio. Si ringraziavano per. Va bene, non l'ha preso il foglio. Ma ce l'ha questo, prego. Lo spettacolo è stato ideato, scritto e realizzato per la tenacia di Paola Vario, Ignazia Voltaggio, Angela Corso e Michela Ciaravolo. Ha collaborato alla regia Antonio Dalia.
Grazie. Ringraziamo tutti i soci, le socie e gli amici che in questo momento ci stanno applaudendo. Grazie. Non ve ne andate, uno perché c'è il sorteggio, due perché è vero, quello che ha detto la strega non è per finta. Hanno preparato le torte con le mele non avvelenate, lo sapremo domani mattina, eventualmente saremo tutti intercettati. Qualche amico mi dice questo. L'idea è stata così, per divertirci, sicuramente per passare del tempo e impegnare già le serate ben impegnate che abbiamo. Spero di avervi, come dire, di avervi intrattenuto e strappato qualche sorriso. Grazie. Questi siamo noi, questi siamo tutti noi.